le principali notizie. A Catania, fine della breve latitanza per Maurizio Motta vicino al clan Mazzei. Dopo la sentenza dell'8 gennaio, la polizia l'ha scovato in un appartamento a Fiumefreddo. A Ragusa, assalto a 2 bancomat dell'Unicredit di Acate. Nella notte in azione con una ruspa 4 rapinatori. A Gela, terzo colpo in pochi giorni con la spaccata, preso di mira un parrucchiere. A Messina, dolore e rabbia al funerale di Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa il 10 marzo dall'ex compagno, lo strazio della figlia, ti darò giustizia. Ragusa, finti i volontari assunti dal comune, impegnato negli impianti sportivi e siti culturali, la denuncia dei lavoratori pagati 4 euro all'ora. Scatta nelle periferie di Palermo la sfida alla vampa più alta, intanto la RAP cerca di smantellare le cataste per i roghi di San Giuseppe. Calcio, il Palermo pareggia al Barbera 2-2 con la Juve Stabia, prestazione incolore per la formazione siciliana che non approfitta del pari del Monza. Per i rosanero gol di Poyampalo su rigore e Bani. Calcio, dopo l'esonero di Toscano, già a Catania la presentazione del nuovo allenatore Viali, a lui il compito di dare una scossa alla squadra. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti. Lo sentivate dai titoli. A Catania è stato preso è stata breve la latitanza per Maurizio Motta vicino al clan Mazzei. Era stato condannato in via definitiva l'8 gennaio. La polizia lo ha scovato in un appartamento a Fiumefreddo. Sentiamo il servizio. La sua latitanza è durata soltanto 3 mesi. I poliziotti già da tempo sulle sue tracce lo hanno scovato in un nascondiglio a Fiumefreddo di Sicilia. Per Maurizio Motta si sono aperte le porte del carcere dopo la sentenza emessa l'8 gennaio scorso che lo ha condannato a 13 anni e 10 mesi per associazione mafiosa e per altri reati. Da quel giorno Motta, 57enne esponente del clan Mazzei, si era reso irreperibile, ma gli agenti della squadra mobile della questura di Catania, grazie al supporto tecnologico dei colleghi in forza alla centrale operativa, sono riusciti a scoprire dove si nascondeva e lo hanno arrestato, notificandogli l'ordine di esecuzione della pena emesso dalla procura di Catania. I poliziotti, dopo essere riusciti a individuare l'appartamento dove il latitante si nascondeva a Fiumefreddo, hanno circondato lo stabile e hanno fatto poi irruzione all'interno della casa. L'uomo, che non ha opposto resistenza durante il blitz, è stato trovato in possesso di una patente di guida falsificata e di carte di credito sulle quali sono in corso accertamenti. A termine dell'operazione Motta è stato dichiarato in arresto e condotto in carcere. È al vaglio della procura di Catania la posizione del proprietario dell'immobile dove il condannato è stato trovato e catturato. Un colpo organizzato nei minimi dettagli è stato messo a segno la notte scorsa con l'assalto a 2 sportelli ATM della filiale Unicredit di via 20 settembre ad Acate. Siamo nel Ragusano. 4 rapinatori sono entrati in azione con una ruspa e asportato appunto i 2 bancomat. Poi sono fuggiti con un furgone Daily. Il piano prevedeva anche un'azione di disturbo per rallentare o impedire l'arrivo delle pattuglie. Infatti la strada che collega Vittoria ad Acate è stata bloccata da un camion lasciato di traverso per impedire il passaggio dei veicoli provenienti da Vittoria. Proprio questo ostacolo ha causato un incidente stradale che ha coinvolto una pattuglia dei carabinieri diretta appunto sul posto. Andiamo in provincia di Caltanissetta, stesso metodo, stessi obiettivi, forse gli stessi responsabili. A Gela un nuovo furto colpisce un negozio di parrucchiere aperto da pochi giorni. È il terzo episodio in poco tempo. GR Italia. Un masso contro la vetrina, il rumore del vetro che si infrange e poi l'irruzione. Ancora una volta a Gela il copione è identico. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 6:25 del mattino, quando una parrucchieria aperta da appena una settimana è stata presa di mira con la tecnica della spaccata. Pochi istanti per entrare, arraffare attrezzature e il denaro presente in cassa e poi la fuga. Le immagini di videosorveglianza interna hanno ripreso tutta la scena. Un uomo agisce con rapidità e sicurezza, movimenti che fanno pensare a qualcuno già entrato in azione in episodi analoghi. È il terzo furto in poche settimane con modalità sovrapponibili. Prima il colpo a un centro scommesse in via Venezia, poi quello a una pasticceria a pochi metri di distanza, ora la parrucchieria. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe dello stesso autore dei colpi precedenti. All'esterno, come già ipotizzato in altri casi, ad attenderlo ci sarebbe stato un complice, stavolta non visibile a causa dell'assenza di telecamere esterne nella zona. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale insieme alla polizia scientifica che ha effettuato tutti i rilievi e acquisito le immagini della videosorveglianza interna
del locale. Una sequenza ravvicinata che evidenzia un'azione mirata con obiettivi concentrati nella stessa area e tempi di esecuzione sempre molto rapidi, in appena 8 minuti, dentro e fuori, con estrema velocità. Per le titolari dell'attività colpita appena avviata il bilancio è pesante, danni alla struttura, attrezzature sottratte e l'impatto immediato sull'attività. I foni, piastre, i foni che ho usato. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dei colpi, ma il cerchio intorno alla banda inizia a stringersi sempre di più. Non va meglio a Catania, dove i rapinatori hanno preso d'assalto uno sportello bancomat in pieno centro, ma hanno avuto una brutta sorpresa. Simona Mazzona. Sono rimasti a bocca asciutta i ladri che questa notte avevano puntato l'ATM dell'ufficio postale di via Dottor Consoli a Catania. Un vero e proprio assalto con esplosivo che ha distrutto completamente la struttura. Erano già passate le 3 quando nel silenzio della notte si è sentita in zona un'esplosione. I banditi sono riusciti ad aprire la cassaforte del banco posta, ma all'interno non c'era denaro. Sono rimasti solo i danni inquantificabili al momento. Sportello e vetrate dell'ufficio postale sono saltati. All'interno il locale è completamente distrutto e danneggiato anche lo stabile soprastante. L'esplosione ha provocato la rottura dei vetri di una veranda esterna e qualche bruciatura sulla facciata. L'ufficio postale è collocato in una zona centrale abitata della città, eppure i malviventi non si sono arresi davanti alla possibilità di essere visti da una pattuglia delle forze di polizia o da qualche residente che avrebbe potuto chiamare subito i soccorsi. E d'altro canto non si aspettavano che tutto il denaro contante fosse già stato prelevato, lasciando le casse completamente a secco. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i poliziotti delle volanti della questura di Catania che indagano sull'accaduto. All'attenzione degli investigatori anche le telecamere della videosorveglianza della zona. A Catania i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato 11.000 capi e accessori contraffatti, 2 operazioni contro il commercio illegale nel centro storico, nei pressi di Corso Sicilia, circa 1.000 gli articoli con marchi falsi sono stati abbandonati dagli ambulanti in fuga insieme a CD e DVD pirata. In un secondo intervento Mister Bianco ha scoperto un deposito con oltre 10.000 capi falsi pronti alla vendita, denunciato il rappresentante legale della società coinvolta. E in un'altra operazione ad Agrigento, sempre la Guardia di Finanza ha sequestrato 9.000 litri di gasolio alterato e denunciato il gestore dell'impianto. Andiamo a Messina. Ieri pomeriggio i funerali di Daniela Zinnanti, la donna uccisa il 10 marzo dall'ex compagno, d'uomo gremito di gente, le parole dure della figlia che dice "ti darò giustizia". Francesco Triolo. Silenzio, lacrime e commozione nel Duomo di Messina. L'ultimo saluto a Daniela Zinnanti, la cinquantenne uccisa lunedì scorso a coltellate dal suo ex compagno. La cattedrale è gremita di gente, un dolore composto, quello dei familiari, in prima fila il figlio Gaetano e la figlia Roberta, ma poi tanti amici, parenti, tanti cittadini che si sono uniti tutti insieme in un momento di tragedia che ha coinvolto e ha scosso tutta la città di Messina. Un raccoglimento composto tra preghiere e silenzi, ma anche un momento di riflessione. Durante l'omelia l'arcivescovo Giovanni Accolla ha invitato a non dimenticare, a non lasciare che questa tragedia scivoli nel silenzio. Perché il tuo sacrificio sta diventando per tutti noi una opportunità, un richiamo, una catechesi, una testimonianza di evangelizzazione, quasi a dire che senza che tu te ne sei accorta, oggi sei per noi una icona di una relazione nuova con Dio e di relazioni nuove tra di noi. La tua morte non inutile, ma capace di fecondare la vita di una comunità, quella nella quale hai vissuto, di una famiglia alla quale hai donato la tua vita. Il dolore, ha detto l'arcivescovo, si trasformi in un appello a fermare la violenza, a proteggere le donne, perché la storia di Daniela non resti solo cronaca, ma diventi un impegno per tutti. Rientrata l'allerta meteo in Sicilia dopo il passaggio del vortice Iolina, danni comunque a Taormina e Mottacamastra, dove è crollata una strada isolando il centro abitato. Luca Ciliberti.
Dopo 2 giorni di piogge intense, ampiamente annunciate, si allenta la morsa del maltempo in Sicilia orientale e il sistema di protezione civile riduce il rischio di allerta che torna verde su tutta l'isola tranne che nel Messinese, dove permane qualche criticità per tutta la giornata di mercoledì. Le perturbazioni delle ultime ore hanno comunque causato danni e disagi. A Motta Camastra, nel Messinese, è crollato un tratto di strada provinciale 6 che conduce all'ingresso del centro abitato. Il muro di contenimento è ceduto trascinandosi dietro un pezzo di strada che adesso è impraticabile. L'unico collegamento al momento percorribile per entrare e uscire dal paese è una strada comunale sulla quale non possono passare i mezzi pesanti e neppure quelli di soccorso. Grande attenzione nelle zone già colpite dal ciclone Harry, dove sono state poste protezioni a sostegno dei lungomari, da Furcisicolo a Santa Teresa fino a comuni del Catanese, Riposto, a Cireale e a Cicastello. Paura a Taormina nella notte, in pieno centro storico, a Porta Messina è crollata improvvisamente una vecchia abitazione ubicata all'apice di via San Pancrazio. La casa era disabitata da tempo e dunque non si sono registrati danni alle persone. La zona è al momento transennata e si stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'area. Difficoltà con le isole minori, sospesi gli aliscafi con le isole Eolie, problemi anche per chi viaggia dalle Pelagie. Finti volontari impiegati nei servizi comunali e pagati 4 euro l'ora per turni di lavoro anche di 10 ore al giorno, accade a Ragusa. Veronica Barbarino. Le umiliazioni sono state tante, perché mi vergognavo pure a dire che prendevo 4 euro l'ora, perché lavoravo come non mai, stanca. La benzina era per i fatti nostri, il panino se te lo potevi comprare. Con queste 4 euro mi faccio anche 10 ore al giorno per fare almeno 40 euro. Il sindaco non voleva sapere problematiche e lì sapeva le cosette che succedevano lì dentro. Per anni, per garantire l'apertura e la gestione di impianti sportivi e siti culturali, il comune di Ragusa ha fatto ricorso a volontari, pagati pochi euro l'ora e inseriti tramite associazioni del terzo settore. Uomini e donne che sulla carta svolgevano attività di volontariato, ma nei fatti, secondo quanto denunciato dal PD, svolgevano un lavoro continuativo, organizzato in turni, con responsabilità e mansioni del tutto simili a quelli dei dipendenti. Persone che avevano diritto ad un corrispettivo di 4 euro l'ora sulla base di un accordo illegittimo tra l'associazione e il volontario e tra il comune e l'associazione, accordo illegittimo perché non emerge dagli avvisi pubblici, dalle manifestazioni pubbliche. Scavando ancora più in fondo, altri casi sono stati riscontrati all'interno della protezione civile, in cui 4 operatori per oltre 10 anni sono pagati come semplici volontari. Dopo la denuncia, il sistema è stato bloccato. Sì, già per gli impianti sportivi hanno fatto dei contratti di collaborazione occasionale per un mese. Per riguardo alla protezione civile invece abbiamo richiesto l'allargamento del pianta organica, ormai la previsione nel PIAO di 4 nuove risorse specializzate e l'indizione di un concorso pubblico. Al centro non c'è solo uno scontro politico, ma la dignità del lavoratore. A Palermo è sfida sui social per chi realizzerà la vampa di San Giuseppe più alta. Dall'altro lato, RAP e forze dell'ordine lavorano alla rimozione delle cataste di legna. Marco Gullà. Sui social è una vera e propria sfida a chi farà la vampa più alta. In vista di San Giuseppe, i quartieri popolari di Palermo si preparano alla vigilia, appunto, del 19 marzo, quando tradizionalmente vengono incendiate le cataste di legno. Un'abitudine rischiosa, soprattutto perché le fiamme possono raggiungere anche i piani bassi delle abitazioni. Ecco allora che la RAP è al lavoro da giorni per rimuovere le tonnellate di legna accatastate in diversi punti della città. L'obiettivo, con il supporto delle forze dell'ordine e della polizia municipale, è quello di evitare il peggio. Tutte le persone per bene che si sono stancate di essere ostaggio di comportamenti barbari che con la scusa della religiosità o della tradizione rischiano di creare tanto di quel danno alla città che è incalcolabile. Negli ultimi giorni, inoltre, alcuni operatori RAP allo Zen sono stati minacciati e aggrediti verbalmente, tanto da dover lavorare sotto scorta. E allora, con una nota anche ironica, l'auspicio dei vigili urbani è questo qui. Spero che domani piova a valanga, così risolveremo automaticamente il problema. Me lo auguro non solo io ma tutte le persone per bene. Ci fermiamo, una breve pausa, poi andremo a Niscemi dove è già polemica sui ristori. Non
Non solo emergenza ma anche diritti. Il Comitato Evento Franoso di Niscemi presenta una serie di emendamenti al decreto legge. Al centro indennizzi, libertà di scelta e tutela della proprietà. GR Italia. Dalla gestione dell'emergenza alla richiesta di giustizia. A Niscemi, dopo la frana che ha colpito abitazioni e famiglie, si apre ora il fronte delle regole. Il Comitato Evento Franoso ha avviato l'invio di una serie di emendamenti al decreto legge del 27 febbraio 2026, rivolgendosi a esponenti politici di maggioranza e opposizione. Proposte che nascono direttamente dall'ascolto dei cittadini colpiti. Al centro il tema degli indennizi. Secondo il Comitato, i ristori non possono essere calcolati sui valori OMI, spesso inferiori ai prezzi reali di mercato. Si chiede quindi una valutazione basata su perizie asseverate e una soglia minima di 1.500 euro al metro quadrato. Chiediamo che questa cifra inoltre venga elargita in maniera liquida ai cittadini, di modo che essi possano essere liberi appunto di fare una vita, ricominciare una vita dove più desiderano, dove meglio desiderano. Inoltre chiediamo che il suolo acquisito gratuitamente secondo il decreto legge venga invece valorizzato e valutato a parte, così come a parte chiediamo un indennizzo per l'80% dei mobili e gli oggetti di pregio. Intanto sul piano tecnico si lavora alla messa in sicurezza del territorio, dalla riorganizzazione della rete fognaria e idrica alla realizzazione di opere drenanti e di contenimento, interventi illustrati dagli esperti della protezione civile e del mondo accademico, chiamati a gestire una frana considerata di particolare complessità. Canti, colori e speranza ad Agrigento. Il Festival I Bambini del Mondo si chiude con una grande preghiera per la pace, tutti uniti per un messaggio che supera confini e culture. Davide Sardo. Ad Agrigento la musica e i colori del mondo si fermano per un momento di silenzio e riflessione. Si è chiuso il Festival I Bambini del Mondo con un atto straordinario, la preghiera interreligiosa, i popoli per la pace, un abbraccio simbolico tra culture, lingue e tradizioni. Oggi concludiamo questa 23esima edizione del Festival dei Bambini del Mondo, che è un festival che notoriamente punta proprio allaggiare questi messaggi di pace e di fratellanza tra i popoli. Questi messaggi lanciati dai bambini hanno un significato ancora maggiore. La cerimonia si è svolta nella chiesa della Divina Provvidenza nel centro Donguanella. Padre Calogero Proietto e la comunità parrocchiale hanno accolto i partecipanti con canti e gesti di fraternità, trasformando il luogo in un simbolo di unità e speranza. Tra melodie, sorrisi e preghiere, Agrigento oggi lancia un messaggio universale: la pace è possibile se coltivata insieme con il cuore aperto al mondo. Una breve pausa, la pagina dello sport con il calcio. Ieri sera il Palermo ha pareggiato al Barbera 2-2 con la Juve Stabia. Intanto oggi a Catania sarà presentato il nuovo allenatore Viali. Eccoci al calcio, il Palermo ha pareggiato ieri al Barbera 2-2 con la Juve Stabia, prestazione incolore per la formazione siciliana che non approfitta del pari del Monza. Per il rosanero, gol di Poyampalo su rigore Bani. Marco Gullà. Cortocircuito, il Palermo al Barbera non riesce a mettere dentro la 10ª vittoria consecutiva in casa. Contro la Juve Stabia finisce 2-2 e i rosanero sciupano la grande occasione di accorciare verso il Monza, che ieri ha pareggiato a Reggio Emilia. Nel turno infrasettimanale il Palermo quindi arresta ulteriormente la sua corsa dopo la debacle di Monza. Una vittoria avrebbe riacceso la speranza di promozione diretta e invece adesso la formazione di Inzaghi rischia di vedere scappare anche il Frosinone, che se dovesse battere oggi il Bari andrebbe a più 4 sui siciliani. Una partita rocambolesca quella di ieri sera. Il Palermo è apparso flaccido e con poche idee, senza quel carattere che Inzaghi ha tanto elogiato in queste ultime settimane. Andiamo alla cronaca. Al nono Okoro viene atterrato in aria da Ioronen in uscita e il direttore di gara segna calcio di rigore. Dal dischetto Leone fa 0-1. Il Palermo senza Ranocchia arranca, gioca a rallenti, i campani invece vanno di ripartenza. Al 40° rosanero però vicini al pareggio, il colpo di testa di Segre quasi dal limite dell'area si infrange sull'incrocio dei pali. Inzaghi nella ripresa mette dentro l'Eduaron, la squadra inizia a girare meglio. Al 60° fallo di Confente su Bani, l'arbitro viene richiamato al VAR e assegna calcio di rigore che poi Ampalo trasforma con freddezza. 1-1. L'inerzia cambia, dopo pochi minuti Ceccaroni colpisce la traversa ma trova pronto Bani che con un tap-in vincente di petto fa 2-1.
cambia tutto, ma non è finita. Il Palermo appare fragile in difesa e così Mosti, lasciato tutto solo, la mette al volo sul secondo palo per il 2-2 definitivo. Doccia gelata per il popolo del Barbera nel finale. L'assalto rosanero non porta a nulla, un pari amaro per la banda di Inzaghi. William Viali è il nuovo allenatore del Catania, l'ex tecnico di Cesena e Ravenna, ha firmato un contratto fino a giugno del prossimo anno e oggi sarà presentato ufficialmente. Francesco Triolo. È arrivato ieri sera intorno alle 21 all'aeroporto Fontana Rossa e oggi William Viali è pronto ad iniziare la sua nuova esperienza come allenatore del Catania. È stato chiamato dopo l'esonero in Mimmo Toscana e toccherà a lui cercare di dare una scossa e gestire il gruppo preparandolo ai playoff, nuovo obiettivo del club dopo l'addio ormai scontato alla promozione diretta. Hanno pesato i 12 punti di distanza dal Benevento sull'esonero di Toscano, ma soprattutto il rapporto che si è rotto e deteriorato con il club dopo la partita col Sorrento a Potenza. Poche parole, più di circostanza, la felicità di essere a Catania, l'importanza della piazza e poi l'appuntamento alla prima conferenza ufficiale. Questo il primo William Viali, quindi via verso la sede per incontrare i dirigenti e firmare il contratto che lo legherà al Catania sino al giugno 2027. Con lui c'era anche il suo vice Cottapava, da domani il via al lavoro sul campo con la squadra per preparare la prossima partita contro il Casarano programmata per lunedì sera. Viali ritroverà nel Catania giocatori come Di Tacchio, Caturano e Forte che ha già allenato nelle precedenti esperienze, l'ultima con la Reggiana. Cambierà qualcosa anche dal punto di vista tattico, probabilmente una difesa a 4 e con un atteggiamento anche più offensivo, più vicino alla porta avversaria. È tutto per questa edizione, vi ricordo alla prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.